Ho aperto per la seconda volta, anzi direi un ampliamento dello stato di emergenza. Siamo in una effettiva condizione di crisi e abbiamo sentito anche ieri Borrelli, il capo della Protezione Civile. Il governatore Zaia parla di stato di crisi dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuta ieri sul Veneto. Temperature di 10 gradi al di sotto delle medie stagionali, bufere di neve in montagna e di vento e pioggia in pianura. 1 milione di danni solo nell'agricoltura secondo la CIA. Era da almeno 62 anni che non si viveva una primavera così anomale con freddo e maltempo che in tutto il Veneto ha creato disagi e danni. Forti raffiche di vento, mareggiate e piogge intense hanno travolto la pianura. Continuano le ricerche nel mantovano di un 24enne romeno di Valeggio disperso nelle acque del Mincio dopo essere finito con l'auto nel fiume durante la tempesta. 147 gli interventi dei vigili del fuoco nella sola provincia di Verona, una delle zone più colpite insieme al Bellunese. Nella provincia scaligera l'area maggiormente interessata, quella del lago di Garda, attraversata da una vera e propria bufera. Anche la zona di Peschiera del Garda è investita da una forte grandinata di oltre 10 centimetri che ha provocato una serie di allagamenti. Paura per il ristorante galleggiante La Barcaccia che aveva rotto gli ormeggi staccandosi dal molo a causa dei forti venti e andando alla deriva. I pompieri intervenuti con un gommone, l'autogru, autopompa e 7 operatori hanno raggiunto con alcune cime la barcaccia riuscendo ad ancorarla per poi trainarla fino all'area normalmente occupata. Anche alla Zise Bardolino vigili del fuoco al lavoro per la caduta di cipressi. Montagne imbiancate come in una cartolina invernale, in 24 ore sono caduti sino a 67 centimetri di neve. Vere e proprie bufere hanno investito l'altopiano di Asiago, Misurina, Cortina, Rabba e il Falzarego, ma nevicate abbondanti anche in Cansiglio, chiusi, passi dolomitici, blackout a Tambre. A fine giornata saranno oltre 400 gli interventi dei vigili del fuoco, non solo nel Veronese e nel Bellunese, ma anche nelle altre province venete per allagamenti, alberi caduti e dissesti statici.